Fidanzate, fidanzati, benvenuti a Temptation Island. Ma come sta bello su Filippo, tu volessi un abbraccio che ti facesse veramente coccolà. Ma è carino, eh? È troppo bravo Faccia Filippo. buona che ha. È il mio cugino. Tuo cugino è Filippo? Succo d'uva. No, Sciroppo d'uva. ma quello è lo strizio. Sciroppo di arancio. Iniziamo dai fidanzati e dalle ragazze single. Ah, cominciamo dai fidanzati, dai maschi, quindi si comincia. Iniziamo dai... Io odio San questo Martino. patriottismo, questo fatto che faccia vedere prima le donne, lo apprezzo! Sei consapevole anche tu che uscirai single da qui dentro? Perché io sto iniziando a realizzare. Adesso le racconta di quando ha conosciuto Elvis. Mi raccomando, cioè con la testa sulle spalle, no al contrario. Non so qual è. Con le spalle sulla testa? Scusami. Che voleva intendere? Sì! I Valturi. Oh mio Dio. I ciucciamorte! No, ma tu ti devi iniziare a preoccupare che io ho le palle piene, capito? Che c'ha le pazienti? Le palle piene! Oi! Nicole anche il super... quella, secondo me la terza da destra. Questa quel Questa, costume la verde bionda. sembra Madonna, come da lei vicino ha fatto. tutte! Ah, che bello. Madonna mia, che hanno portato le brazze lì. Qual è il criterio per cui una ragazza ti incuriosisce di un impatto? Tutte! va per i primi sto fatto. Bella ragazza tua Alessia. No, ma... Buone, tutte belle! Belle proprio. Poi ma nessuno ha scelto Eva. No. Tutte belle! Scusa. Guarda, io già mi immagino che 2 ore e avrà qui mi fanno vedere un video. Ah? Stavo cercando le parole sotto la sabbia lei. Dici dal secondo. Dal secondo. Stai proprio tranquilla. Sì. Io starei tranquilla fossi lei. Ah, siamo A chi scegliete? Ora vediamo. Vabbè, però questo fatto che fanno i primi maschi. Ma perché ne fanno i primi maschi? Perché alle femmine come noi piace vedere i Ma maschi. non è vero, perché a voi donne. Ma state Diciamo. un po' di silenzio, mo. Stanno uscendo per vedere San Martino qua. Ah, tu sei piccolino, frate. Ma non sono ridicolo questi cose in capo, questi qua. Devo dire la verità. Vediamo, dai. Ok, potete andare via. Wow, state spaccate questi qua. Pure a me. No, io si me fanno vedere. Flavio. Lo sapevo. Sì, sono d'accordo. Pure io avrei scelto Flavio, ragazzi. Faccia sta fisi. Beh. Iron Merd. Ma tu chi avresti scelto? Dillo a me. Te. Per le coppie è arrivato il momento di salutarsi definitivamente. Finito il programma, ragazzi. No, tu piangeresti? Tu? Ma io non ci andrei proprio. Vabbè, dico, metti che sei costretto. Sei costretto a venire uno a casa e devi andare a Temptation, andare così. Parallelo, c'è la leva non militare, ma di Temptation. Ci devi andare per forza. Io, vabbè, ma ti pare, a 34 anni l'uomo mette a piangere, è ovvio. Siamo tutta a potestà tranquilli. Mamma, non ti preoccupare, torna presto. Vedi, guardale, sono tutti molto Qua giù Eva è veramente... Ma Eva ti piace? Non è Eva Sto quella che domandando... ti piace. No, è Eva. Ale, questa. Ale pure è bene. Pure questa, chi è il nome? Però non vale perché quella le tentatrici gli fanno mettere il costumino e cose che si fanno mettere i pannolini. È normale che sembrano meno imagination, la carta tu PlayStation. Mamma mia, let's go, non era uguale. I gabinetti. I gabinetti. Io li vorrei toccare comunque. In che senso è chi? Capito? Vorrei farmi vedere. Che cosa? I maschi. Comunque, quanto tempo se non si fidanza? Ah, l'ultima volta. Perché non ho mai avuto un fidanzato tutto muscoloso, quindi non ho mai toccato i muscoli. Immerso in mezzo a tante ragazze e l'occhio può cascare. Vabbè, finché è l'occhio, ma ragazzi, non c'è Può male. essere una bella guaglione, io la guardo. Cioè, è una novità pura. Avendo infatti. sempre la stessa ragazza davanti agli occhi,
mi viene spontaneo. No, ti sei perso. No, Andò, ti sei perso. Sia quella della mia scelta eppure l'ultima ragazza sulla sinistra. Hai visto, a un certo punto si è persa la connessione. Sì, ma lo fa spesso. Dopo che tengo un bello sereno, un bello Mamma mia, ma questo io. mi dai l'impressione di un viscido. quindi uno può darsi pure che può scattare qualcosa. Che schifo. Contatto fisico, quello che là da canne. No, Marò. Ma guarda, ma è. Qua, Lino Giuliano era Milord di Sailor Moon. No, mi fa sangue la canna. Marò, mi fai venire i brividi. C'è. Costumate merda, sì. Di quello che ho pensato. Costumate. Altro che napoletano, sei made in Cina. Ah, sono napoletani. Sei un fake. No, è. Ah, questo è quello da... Insieme a me. Se la carne io volevo vedere. Non l'ho notato dalla Potresti fare la tentatrice, lo sai? Che sono innamorata, se no gli perdonavo tutte ste corna. Ma io non lo so, ragazzi. Comunque, secondo voi, essere innamorati vuol dire perdonare pure le corna? Non ne ho mai parlato con lei delle reali motivazioni perché l'avrei distrutta dal punto di vista emotivo. Lei sembra una che lavora nella segreteria della mia scuola Il media. motivo è questo, che io No, lei ha fatto non nella Rai. se non l'ho mai amata. Allora, questa mo prende la DeLorean, torna indietro nel tempo Ma e io- uccide la nonna di lui. Così lui non nascerà mai. Mi ha dato un metodo attraverso il quale io ho potuto realizzare i miei sogni. Sarà desordo, Voglio- non metodo. Ragazzi, al di là di ogni battuta, lui l'ha visto come una figura materna. Sì, sì, sto sì, pazziando. sì, ma è vero. Se fosse stato amore, l'avrei Proprio realizzato. perché negli anni 70 non si sentivano queste cose, quindi per lei è tutto nuovo. Abbiamo capito lui perché è stato con lei. Ma secondo te lei perché è stata con lui? Allora, sicuramente le motivazioni migliori delle sue. Lei mo si mette nella sua Cadillac e se ne va. Ancora. Io il pieno di studi, l'ho accompagnato alle sedute di esame, per l'esame d'avvocato. L'ha giuntata alle dell'Andia. Comunque, ragazze. Mamma, gli ho fatto da mamma. Però vedi, lo ammette, Lo ammette lei. pure lei. Sto pensando a mia madre che se lo sta crescendo come un figlio, a queste parole. Quanti mamma dai il suo aiuto? È un mammone plus, c'è un 28 giga. Quando io vedo una donna che mi piace, io ci voglio fare l'amore. Ah, Vabbè. per lui è. Mi piace la cosa fisica. Alla terza puntata lo arrestano comunque. È giovane, quindi Ma non voglio si dire, ma non per... dice. È giovane. È giovane. È bruttissimo, sì, è molto brutto. Poverina, mo lei si va a comprare un bel vinile Bobby solo, se lo ascolta. Cioè lui pensa solo A se stesso. al suo mulino. C'ha un Non mulino pensa lui. anche al mio mulino. Ha un mulino lei. Tutte e due. Ha due mulini, così si sono conosciuti. Io pago bollette, io pago il mutuo, io pago tutto. Allora parlare pure, capito con me? Sei Ha tu il senso. male, capito? Sei tu il male, ma che stai dicendo? Lui non accetta che le abbia detto che paga tutto lei. Però posso dire, secondo me, io penso che lui se ne voglia andare per paura che lei possa dire altre cose vere. Esatto, c'ha paura. Che comunque lei paga il mutuo, lei paga tutto. E lui gli rinfaccia il. Hai capito? Ti ho dato la mia macchina. così. Panano pure, capito? Oh. Lui solo due Lui mo si straccia la maglia di Vendolo. prestarmi una macchina e si è fatto. Vabbè, posso dire che lui ha avuto tutti questi schianti, una botta, potevano fare a rate. Stai ascoltando un attimo? sono venuto qua, stavo parlando. Ma in che senso? Ragazzi, ma questo veramente- livello di trash dalla prima puntata, veramente. Ma ti sei fatto una doccia? Sei andato di chi ne sabbia? Io ma che stai fiato con la roba finanziaria? Ma veramente? Che sta facendo? Guarda che a volte per una finanziaria si compassano ai, Chi la metti? Io vedo le donne, immagino le cose. Scemo. Come 130 euro mese. Che ho avuto questa sfuriata. Beh. Comunque io non chiedo il falò. Il falò di confronto, resto qui con voi. Bravo. Cioè, a parte ci conosciamo da poco, per me davvero siete come fratelli, vi considero. Ah, vi considero come fratelli, sono usciti a 47 minuti. Fidati, c'è bisogno. Comunque ho reagito con rabbia e ho reagito a... Ah, c'è un albero. Cioè io... Te, ma è anche vero che io... C'ho la maxirata finale. Non ho capito perché stai piangendo. Nemmeno io. Non è chiaro. Nessuno in Italia l'ho capito, Non però, è chiaro. però a me dispiace quando le persone piangono.
Ma non stai piangendo? A me mi dispiace un po'. Ma tu hai capito cosa? Perché ti dispiace? No. Ma lui che sta facendo? Sta prendendo una serranda. L'hai tenuto a pito. Ah, lui fa sempre l'avvocato. Cioè, noi siamo difesi da persone loro. come lui, esatto. E credo che la prosecuzione del percorso non abbia nessun senso. Ho avuto tutte le risposte che dovevo avere. Ok. I miei dubbi sono stati sciolti. Grazie. Rapidissimo. Ha parlato avvocatise. Sì, infatti. Mi Però dispiace si da Giacomo. interrompere i vostri giochi. È comunque 1, 2, 3 a noi, non è tanti anni. Atteggioso, capito? Alessio, è la tua fidanzata che ti aspetta al falò di confronto anticipato. Stanno facendo un mancamento. Comunque salvi tutti. Tu lo faresti? Io lo farei. Cosa? Cosa? Restare? È importante. Ma si riferisce a lei? Non lo so. No, non è importante qua, è importante stare qua. Ah! Perdonami. Sì. Allora, rispetta il Sì. tuo sentore. Perché io le occasioni della vita non le ho mai avute. Le occasioni. Le serate dopo il desso. Non la puoi togliere, maledizione, me la sono costruita io questa occasione. Non me la puoi togliere. Ma costruita cosa? Hai fatto un provino? Siete una coppia disagiata e vanno via per kill. Costruire cosa? Tu non mi ami a me. Mamma mia, io mi vado a fare suora domani. Ma tu mi devi dire Ale che può fare? Ma veramente fa? Che può fare? Quale scusa? Ma veramente? Ma veramente fa? Diccelo. Solo tu lo puoi sapere. Dimmi che può fare. Guarda, schiatta la pinata della spina dorsale. Ma dove devi andare Ale? Ragazzi, lui è terribile questa cosa. Mamma mia, che vergogna. È terribile, nel vero senso della parola. Che vergogna. Ma quindi lui sclera perché lei adesso se ne va? Ma qualcuno lo fa a posto tuo! No, ragazzi, veramente io mi sento delusa. Lui è un morto di fama. Esatto. È gravissimo, le cose che ha detto sono gravissime. Andando, diciamo, contro il regolamento, le tue compagne di viaggio hanno chiesto se a te fa piacere di tornare da loro nel villaggio. Assolutamente sì. Se lei torna nel villaggio e E bisogna lui deve no. andare. Troppo carino Filippo. Filippo è mio padre, mio zio, mio cugino, mio fratello. Tenerissimo sei. Sei un un dupo. Retriever, sei. Io però ti posso Ma dire, io come godrei. sarebbe godurioso se lui Mamma dovesse mia. lasciare. La parola ti condanna più dei fatti. La parola ti condanna più dei fatti. Appena sbagli da già questo fatto. La parola. ti condanna più dei fatti. E ciao! La tua occasione. Io amo il modo in cui menti. Voto puntata per Noemi. Allora, io devo un attimo fare delle considerazioni. È la prima puntata. Era ovvio che non sarebbe successo chissà che, ma nonostante ciò è successo. Noemi, voto puntata. 8,5. Per kill, È vale. perché ci devo pensare. 8,5. No, senza mezzi. No, come? Voti pieni. 8. Checca. Io a questa puntata do il voto più alto del mondo, che è 10. Veramente? Non ho mai visto qualcuno piangere perché doveva andare via. No, dai, 10. E poi come fai a dare 10 altre Questa puntate? non abbiamo mai visto in tutti. Per me è un voto alto, però 10 è eccessivo. Per me 10 era tipo Ciro Petrone che correva sulla spiaggia. 8,6. Fateci sapere nei commenti voi che voto date a questa puntata e se volete diteci anche per quale motivo. Intanto grazie per aver guardato questo video, un saluto da parte mia, un saluto da parte di Noemi e un saluto da parte di Checca. Ci vediamo settimana prossima qui, sempre su questo canale, iscrivetevi. Ciao ciao. Ah giusto, settimana prossima con noi ci saranno degli ospiti. No spoiler. Posso dire un piccolo indizio? No, Per favore. ciao.